Poche righe inviate a tutti i soggetti istituzionali e alle parti sociali che per mesi si sono battuti per dare continuità alla ACC. Non è la conclusione che mi era stata prefigurata, scrive Maurizio Castro, che si è speso senza risparmiarsi nel suo delicato ruolo di commissario straordinario di ACC, un vero e proprio cavallo di razza, indicato da tutti come figura di garanzia per la nuova gestione commissariale. Ieri la notizia della nomina della friulana Anna De Pasquale a commissario giudiziale di ACC è stata spiazzante. Nel suo messaggio ai componenti del comitato di sorveglianza di ACC, Castro spiega di non voler commentare la vicenda che non nega l'abbia profondamente turbato. Severo il commento dell'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Abbiamo la necessità di avere persone che conoscano esattamente ciò di cui si sta parlando. Non abbiamo tempo da perdere. Questa è una partita delicatissima. ACC deve essere messa nelle condizioni di riprendere la propria produzione e di mantenere il rapporto con i fornitori. Se era grave prima della crisi, lo è ancora di più. L'assessore Donazzan ha scritto immediatamente al capo di gabinetto del Mise: vi siete sbagliati. Non hanno ancora risposto, ma, dice l'assessore, sono certa che condividano la mia posizione. Stefano Bona, segretario della FIOM CGIL di Belluno, è lapidario. Evidentemente si vuole la fabbrica chiusa, dice. Alle sue parole si unisce Mauro Zuglian, segretario di FIM CISL. La nomina di Castro era un elemento essenziale del progetto condiviso con le istituzioni proteso a rilanciare l'attività industriale del sito di Mel. I sindacati rimarcano la delusione per la mancata nomina di Castro e esprimono l'auspicio che l'avvocato De Pasquale voglia continuare l'opera di rilancio sostenuta da tutte le maestranze, garantendo il volume produttivo richiesto dai clienti anche ricorrendo al lavoro straordinario. Non risparmia le critiche nemmeno il parlamentare bellunese Dario Bond, perché oggi alla crisi aziendale già complessa di suo si sono aggiunti i problemi legati all'emergenza coronavirus. Con il blocco fattuale del paese è una crisi che diventa ancor più grave, con il rischio concreto di lasciare a casa centinaia di lavoratori. L'auspicio dell'oramai ex commissario Castro è che lo stabilimento di Melle e i suoi magnifici lavoratori possano ritrovare al più presto un orizzonte di consolidamento e di rilancio, coerente con una grande storia industriale che non merita d'essere tradita.